Eder, Mech, Pallister. Sono stati svolti accertamenti presso varie filiali Conad della provincia, in quanto risultava che su almeno uno dei sacchetti posti sul capo di Liliana fosse connesso alla catena di distribuzione Conad. Tale accertamento ha portato ad individuare analoga tipologia di busta presso la rivendita Conad di Viale 20 Settembre. Si precisa che è stata richiesta l'acquisizione delle telecamere del circuito di videosorveglianza dei punti vendita Conad di Viale 20 Settembre, di via Montorsino, che gestisce altresì la filiale di Domio, di Strada per Vienna, Officina, di via Allocchi e via Vergerio, dal 5 gennaio all'ultima data utile. A seguito di quanto riferito da Nasti Salvatore in merito al sacco nero per la spazzatura visto nel sottoscala dello stabile di via Verrocchio 2 abitato dal Visintin, personale dipendente si è recato presso tale civico, ove nel sottoscala ha verificato la presenza del citato sacco per la spazzatura prelevandolo per un'eventuale futura comparazione con quelli reperiti sul sito di rinvenimento del cadavere. Sono stati esperiti accertamenti anche presso le agenzie assicurative presso le quali sono iscritti i veicoli di proprietà di Resinovic Liliana, un'autovettura ed un motociclo, e di Sterpin Claudio, un'autovettura, al fine di verificare l'installazione di sistemi di geolocalizzazione. L'accertamento sui veicoli di Resinovic ha dato esito negativo. Si è accertato che nel mese di dicembre 2021 Visintin Sebastiano non ha effettuato noleggi di mezzi presso la compagnia Hertz. Si sono effettuati controlli al fine di verificare l'esistenza di eventuali ulteriori abitazioni dello Sterpin. Sono stati identificati i vicini di casa della Resinovic residenti al civico 2 di via Verrocchio. Si sono presi contatti con l'autofficina Valenti Gomme di via Valerio ed il direttore dell'ufficio postale di viale Raffaello Sanzio, per l'acquisizione di immagini da telecamere. In data 3 gennaio 2022, abbiamo effettuato un primo contatto con i condomini del predetto civico 2, parlando con Renata, Greta ed i coniugi Giuliano e Maria, i quali hanno dichiarato di aver visto la Resinovic solo nei giorni precedenti al 14 dicembre. Le abitazioni riferibili allo Sterpino e ai suoi familiari sono emerse essere le seguenti. 1. Via Nicoletto d'Alessio numero 2 dove risultano anagraficamente residenti sia Sterpin Claudio che una delle figlie, che risulta risiedere con il marito e la figlia. 2. Via del Bosco dove risulta risiedere, da sola, al secondo piano, la figlia maggiore dello Sterpin, nubile. 3. Lungomare Venezia, Muggia, dove risultava residente Gioia, defunta moglie di Sterpin Claudio. Il condominio risulta composto da 4 appartamenti, e suddiviso in 2 piani e su uno dei 4 campanelli del citofono sono riportati i cognomi di lei e di Sterpin. In ordine a tale abitazione lo Sterpin in occasione dell'escussione del 29 dicembre 2021 alla domanda se avesse ulteriori abitazioni oltre a quella di via D'Alessio numero 2, rispondeva ho solo questa. La mia ex moglie ha una casa a Muggia ma non ho più la disponibilità di quell'abitazione. Si informa, inoltre, che in data 8 gennaio 2022 personale dipendente, a seguito della segnalazione fornita da Tamila, ha effettuato un sopralluogo lungo il vicolo Roveri, al cui termine, sulla sommità, in prossimità del cancello del Residence Villa Bottacin, vi è un varco pedonale che consente l'accesso al parco Basaglia, comprensorio ex APP, senza riscontrare presenza di telecamere. Alla luce delle segnalazioni effettuate da Sonia in data 6 gennaio 2022 e da Tamila in data 8 gennaio 2022 in merito all'avvistamento di un uomo con barba, bianca brisolata, con più peli bianchi, ma non totalmente bianca,
rispettivamente all'interno del comprensorio del parco dell'ex OPP la mattina presto del 5 gennaio 2022, nonché su di una strada che porta ad un accesso al predetto parco la sera del 4 gennaio 2022, si precisa che le descrizioni fornite potrebbero richiamare, tra la cerchia di amici e conoscenti sinora emersi, della Resinovic, le caratteristiche fisico-somatiche di zio Covalero Fulvio. Per quanto sopra, si chiede di sottoporre ad intercettazione telefonica l'utenza di Fulvio Covalero, non potendosi escludere che lo zio possa essere coinvolto nei fatti in questione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.